Sceglie la foto scattata il 27 maggio 2019, una giornata piovosa, una delle prime da sindaco di Borgoricco, Alberto Stefani, per spiegare con una lettera ai suoi amici e concittadini perché alle elezioni dell'8 e 9 giugno 2024 non correrà per guidare per la seconda volta l'amministrazione. Dopo 10 anni di servizio alla comunità, prima come consigliere comunale della Lega, poi come sindaco, Alberto Stefani lascia tenendo fede alle due promesse fatte 5 anni fa. Quella di essere un sindaco a costo zero e quella, che manterrò anche se costa più fatica, di essere sindaco per un solo mandato. Rieletto deputato nel 2022, attuale presidente della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, segretario regionale della Lega dopo essere stato commissario del 24 giugno scorso, Alberto Stefani si congeda dalla sua comunità dando appuntamento a tutti il 19 aprile nel Teatro Aldo Rossi di Borgoricco, dove terrà il suo ultimo intervento pubblico da sindaco. Al lavoro con la sua squadra per individuare il candidato sindaco, una giovane risorsa del paese, spiega Alberto Stefani. Nel frattempo, la domanda sul futuro del politico 31enne è inevitabile. L'Europa, su questo fronte, è già al lavoro per la preparazione delle candidature del partito, o Palazzo Balbis e la battaglia per il terzo mandato di Zaia, che la Lega continua a condurre in Parlamento, fallisse. Con malinconia e gratitudine Alberto Stefani così saluta i suoi concittadini. Essere il vostro sindaco è stato per me un onore immenso che non dimenticherò mai. Grazie per tutto. Alberto, di sicuro nel futuro prossimo il lavoro politico non gli mancherà.